via lattea scivola a messaggio silenzioso che suggerisce alla gente dove andare. Bisogna lasciarsi guidare dalla sorgente nel bosco e dall'eco magico. Così come le ragnatele ti catturano facilmente, il sogno che con la mattina sbiadisce di notte prende vita. Eccovi dunque Tramezzù. Buon ascolto.
Alleluia di Jacob Freud. Questo brano è presente nel nostro repertorio da molti anni e lo eseguiamo sempre con emozione nei nostri concerti. Per questo importante occasione, il coro dell'Orchestra Curosa, quindi un unico corpo per potervi emozionare. A voi, Alleluia. Buonasera. But you don't believe.
quello che senti. Trova la tua strada, resta in piedi sulla terra. Fatti sentire, trova la tua voce stanotte. Fai che questo momento duri per sempre. Per cantare abbiamo aspettato una vita. Hai portato la speranza, hai portato la vita, vinto la paura. Non è sempre facile. Alcune parole non possono essere dette, ma solo cantate. Buon ascolto. Immagina che non esistano più paesi, non è poi così difficile da pensare, che non ci sia più nulla per cui uccidere o morire. Immagina che tutti possano vivere in pace. Tu puoi dirmi che io sono un sognatore, ma non sono l'unico a sognare.
scuole partecipanti e si intitola Sound of Europe, cioè i suoni dell'Europa. Le parole dicono così: nati liberi di crescere insieme, felici e forti. L'Europa è un posto dove vivere, l'Europa un posto per la musica e l'amore. Invece dei muri che dividono, lascia che l'amicizia e l'amore costruiscano ponti con i suoni dell'Europa. Andiamo insieme mano nella mano e se non riusciamo a capirci canteremo una canzone perché la musica è la nostra lingua madre. Buon ascolto. ringraziare tante persone. È il momento più bello questo, perché ringraziare tanta gente significa che tanta gente ci ha aiutati, ci ha sostenuti, ci ha sopportati e ha permesso di concretizzare questa serata e queste giornate in generale. Quindi permettetemi, ecco, un minuto di ringraziamento meritato per tutti i presenti, ma anche per tutte le persone che adesso vi dirò. In primis ringrazieremo gli studenti. Durante queste giornate di prove, uscite, laboratori, abbiamo avuto modo di conoscerli meglio. Abbiamo conosciuto ragazzi capaci di mettersi in gioco, di accogliere, di impegnarsi, di condividere. Quello che sono stati capaci di fare va al di là di ogni valutazione numerica che noi docenti possiamo dare. Meritano qualcosa di più di un 10 scritto su un pezzo di carta. Meritano il nostro grazie e il vostro applauso.
I say something to you because I wanted to thank all the students from Czech Republic and Portugal, apart from the Italians, of course, but we were saying that without you, of course, nothing could have been done, and you are really fantastic. It doesn't matter, it isn't only a mark, but it's really, really an experience for all of us, seeing you as you work together. Really, thanks. Chiamiamo in piedi i ragazzi di student portoghesi. I Czech student, i ragazzi cechi. E infine tutti i ragazzi italiani. Ringraziamo le amministrazioni locali, l'amministrazione di Cormola per l'ospitalità in questo palazzetto, la fornitura dei pranzi al sacco per gli studenti stranieri, i contributi per i pranzi e cene che abbiamo offerto anche ai docenti stranieri in queste giornate, in generale per la fattiva collaborazione, veramente grazie. L'amministrazione di Ariano per il noleggio dei pullman necessari a tutti gli spostamenti del coro e dell'orchestra in queste giornate, per aver offerto l'uscita didattica presso il Giardino Botanico di Porto Caleri, per il trasporto delle sedie e di quanto era necessario per l'allestimento di quello che vedete qui questa sera per il concerto, in generale per tutta la piena partecipazione e la fattiva collaborazione nell'organizzazione. Grazie veramente alle amministrazioni. Ringraziamo anche per il trasporto degli strumenti musicali, e sono parecchi. Abbiamo le famiglie anche per le arpe, che è uno strumento importante anche da trasportare, ma ringraziamo in particolare l'Avis di Ariano nella persona del signor Roberto Stefanini, la cooperativa Cose del Po nella persona del signor Francesco Beltrame. Grazie ancora. Ringraziamo la signora Erika Bologna per gli addobbi che vedete qui in palazzetto, il telo, il tavolo. Ringraziamo la protezione civile di Cormola nella persona del signor Alberto Negri, che ha curato l'accoglienza e tutto il sistema dell'ordine. Anche l'Auser di Cormola per il supporto, l'apertura del palazzetto, la chiusura, la gestione di questo locale. Ringraziamo la nostra dirigente scolastica, professoressa Antonella Flori, per il supporto, per la fiducia che ha riposto in noi docenti del Dipartimento di Musica e di Inglese. Grazie. Ringraziamo anche la nostra DSGA, la nostra direttrice dei servizi amministrativi, nonché tutto il team delle segretarie, del personale ATA, perché effettivamente tutto quello che vedete ha dietro una macchina burocratica micidiale, che ce l'abbiamo solo in Italia, solo noi. Ringraziamo tutti i docenti per la collaborazione e i lavori organizzati durante questi giorni di Erasmus, in particolare, e li invito anche ad alzarsi perché so che sono qui presenti, adesso non li vedo tutti, ma il professor Cannatà e la professoressa. Grazie per
per la loro collaborazione e la realizzazione dei laboratori artistici. Hanno curato molto bene tutto quello che avete visto stasera e non solo, è stato realizzato da questi due insegnanti. La professoressa Sara In, per la preparazione e l'allestimento della coreografia che avete visto è realizzata questa dalle studentesse Beltrame e Giulia, che anche queste invito a farsi vedere un attimo, e Francesca Chiarelli. Bravissime, grazie prof. Poi ringraziamo anche le docenti Liccardi e Daltra Chiara perché hanno realizzato degli articoli pubblicati sul nostro sito istituzionale. Ringraziamo i professori Girardello e Duo perché anche loro dalla gestione dei plessi per le sostituzioni alla realizzazione anche di lavori elaborati con gli studenti di prima hanno dato il loro grande contributo. Ringraziamo anche gli studenti delle scuole superiori che suonano sempre con noi, che sono Elisa, Vittoria Meloni, Vittoria Midori, Brigato, Sofia e Beltrame Alice. Un grazie particolare alla professoressa Santin che ha curato cosa aggiungere? Io vi do un avviso che riguarda il termine del concerto. Al termine del concerto vi invito a recarvi al King, alla pizzeria King, per chi avesse prenotato attraverso il sondaggio, poiché siete in tanti e quindi diciamo scaglionare gli ingressi permetterebbe alla pizzeria di gestire al meglio sia gli ingressi stessi sia anche la consumazione della cena, per cui ecco, fatelo celermente in modo tale che riusciamo a scaglionare un po' gli arrivi rispetto agli studenti che staranno ancora qui qualche minuto per mettere via gli strumenti. Chi non ha studenti ecco in orchestra magari può anche procedere. Direi basta, io farei un altro applauso a tutta l'orchestra che invito i colleghi Baratella Sabina a venire qua al centro un secondo, il professor Lorenzo dalla DEA, il professor Celloni Roberto, allora chiamiamo anche Iana, come here please, Maria, Rosario, vi salutiamo con un inchino e vi lasciamo all'ultimo brano che è l'inno di questo progetto. Sounds of Europe è stata la nostra premessa, un solo suono, tanti suoni formano un solo suono.
speriamo che sia un messaggio di pace e vi lasciamo con l'inno europeo del progetto Erasmus Plus Sounds of Europe. Grazie a tutti. Sindaco di Corbola, il professor architetto Michele Domeneghetti e la sindaca del comune di Ariano, avvocato Luisa Beltrame, insomma a fare due parole, ecco, in modo tale che poi concludiamo con i ringraziamenti e lasciamo che la musica concluda questa serata, così per come l'ha aperta. Corso intensivo di inglese questa settimana. Intensive English course this week. Questo mi sono preparato. Ci spostiamo dentro. Welcome to our guest coming from Portugal and Czech Republic. We are very happy you are here and happy of sharing this great experience with all of you. Never like today, we need to feel we are European. And we believe that experiences like this are what school can do. To from European citizen. Prof, tutto ok fin qua. The more we share our different identity, the more we are a rich European. Instead of wall that divides, let's build a bridge with the sound of Europe. Thank you everyone. Adesso la traduzione. Un sincero benvenuto alle scuole di Základní Mateřská di Kladno, Repubblica Ceca, e la scuola portoghese di Nuno Gonçalves di Lisbona, questa settimana nostri ospiti. È un piacere vedere come le famiglie della comunità di Corbola, d'Ariano e Polesine siano riuscite in breve a dare ospitalità ai 25 studenti venuti in delegazione per condividere con i ragazzi del nostro comprensivo questa significativa esperienza. E come spesso accade quando si dà e si riceve molto di più. Con questa esperienza modifichiamo la nostra convinzione del diverso, che non è mai stato così uguale. Modifichiamo la nostra percezione di piccolo paese che può dare un grande contributo ad un'Europa mai così vicina. Comprendiamo che il piccolo può collaborare con le grandi realtà, se è capace di grandi idee, e che può rientrare tutto nella sfera del possibile se si ha una visione. Questo è il nostro piccolo e grande contributo per le generazioni di domani. Mai come oggi abbiamo bisogno di un'Europa e credo che questa esperienza sia il modo migliore per formare i cittadini europei di domani. Le nostre molteplici e differenti identità faranno un'Europa più ricca. Un particolare applauso ai professori del nostro comprensivo per l'entusiasmo profuso in questi progetti e per l'esempio che stanno dando ai nostri ragazzi. Io vado in italiano.
saluto, ma confido nella ottima traduzione della professoressa Santini, quindi ringrazio ovviamente e unisco ai saluti del collega Michele Domeneghetti perché questa preparazione di questa settimana è stata sicuramente importante, attesa e importante, quindi ringrazio quanti si sono dedicati, insegnanti, personale, volontari di questa sera di sicuro, le famiglie che hanno ospitato e che sicuramente insieme ai ragazzi ne avranno tratto di sicuro una esperienza positiva. Se avessimo svolto questa settimana quando per calendario era prevista, certamente ne avremmo evidenziato e valorizzato l'importanza dal punto di vista proprio dello scambio culturale per i nostri ragazzi. Scambio culturale che oggi più che mai ha una evidenza ulteriore, quindi un'importanza della cultura, ma un'importanza per questa esperienza, anche per quello che è appunto l'esperienza che i ragazzi hanno vissuto, un'esperienza di legami, di amicizia, di accoglienza, temi che oggi, dopo una pandemia e nella storia che stiamo vivendo, sicuramente sono ancora di più all'attenzione nostra e ci fanno riflettere. Cultura, quindi l'importanza della cultura che ci serve per capire la nostra storia, il nostro passato, il nostro presente e costruire il nostro futuro. Cultura che ci serve per capire e vedere gli errori che la storia ha fatto e gli orrori che la storia ha fatto, per dare a loro gli strumenti perché non vengano mai ripetuti. Cultura che appunto dà gli strumenti ai nostri ragazzi per poter essere, persone responsabili, persone protagoniste del nostro futuro, del nostro domani, del nostro futuro e del nostro domani al di là dei nostri confini comunali, dei nostri confini regionali, dei nostri confini nazionali. Veramente una solidarietà e un'esperienza che oggi è vivamente importante e che evidenzia l'importanza della cultura per ognuno di noi. È importante per i ragazzi che si sentano di potersi prendere la responsabilità un domani di essere costruttori di unificazione, di fratellanza, di solidarietà e sicuramente di pace, che non è assolutamente scontata, come purtroppo siamo costretti a vedere. Quindi grazie a quanti si sono dedicati a questo, all'esperienza che ci state dando, all'esempio che i ragazzi come sempre ci danno in queste occasioni. Grazie a tutti. I tried just to say some words, so it was very, very deep, the message. Our mayor, the mayor Oriano, is trying to give us. That is the opportunity we have now, and the hope that this generation can be the one following also these examples who can really try to go beyond the boundaries, beyond everything which gives limits to our Europe, and not only Europe, just to be together and to overcome the differences, to overcome this situation of war and everything we are seeing now. So, and she was thanking all of you, of course, to be here and to take part. And me myself, I want to really I'm so glad to have you here, and I thank you, all my friends now, for your being here and giving the opportunity to give this chance to this project to end, and we hope in the future for us. Ne approfitto, visto che ho il microfono, per ringraziare tutte le famiglie veramente di cuore, perché siete sempre stupendi. Senza l'aiuto delle famiglie veramente questo progetto non avrebbe potuto avere nessuna, sarebbe stato molto più complicato, invece ogni volta ci agevolate moltissimo e siamo veramente felici di questo. Tutti i colleghi che sono sempre molto, lavoriamo come fossimo una famiglia, veramente è un grande piacere, un'emozione. Grazie a tutti.
to everyone, buonasera a tutti. Io ovviamente sono dirigente comprensivo, parlo per ultima e quindi moltissime cose che avrei voluto dire sono già state dette, quindi non voglio ripetermi. Mi sono scritta anch'io come il sindaco il discorsetto in inglese perché volevo insomma in qualche modo coinvolgere anche e soprattutto i nostri ospiti. Però prima di dimenticarlo anch'io veramente voglio ringraziare la comunità tutta perché di fatto questa serata non si sarebbe fatta se non ci fosse stato l'appoggio della comunità, quindi sicuramente i sindaci in primo luogo, ma insomma anche tutte le famiglie e chiunque insomma a vario titolo abbia dato il proprio contributo per la riuscita di tutto questo lavoro, del soggiorno soprattutto di questi nostri preziosissimi ospiti. Adesso però leggo e dico due parole in inglese come mi sono imposta. Congratulations for the great work and the beautiful performance. You have all been amazing. A huge thank you to the mayors and to all those who contributed to the realization of this event. In the determination of teachers and students in carrying out this project, despite the difficulties of the historical period, this determination is admirable. This wonderful evening repays the great efforts made in the last 2 years. Thank you again to everyone who made it possible. Mi fermo qua e vi lascio proseguire la serata che è veramente stupenda e anche, lasciatemelo dire, emozionante, commovente e veramente sono contentissima di aver permesso anche di filmare, registrare, perché in effetti insomma ne valeva la pena di fissare questo momento, di ricordarlo e di poterlo insomma come dire gustare anche dopo, insomma soprattutto per chi stasera ha lavorato. Grazie ancora. Approfitto per lasciare un little present. Chiedo a Elisa se ci può dare una mano. Chiamiamo anche le delegazioni, una rappresentante. Ci sono anche le altre, Elisa. È un piacere lasciare questo piccolo ricordo al raggruppamento de Scola 1 Gonçalves, Lisbona, Portogallo. Facciamo la fine tutti insieme. Una per ci sono anche gli altri. Stop il gruppo insieme. Abbiamo fino alle 10, sì? Una cornice, un pensiero alla scuola Zakladny Szkoła Mateska Szkoła. Kladno in
Ed infine abbiamo anche la targhetta e la cornice per la nostra scuola, e che avremo il piacere di appendere alle spalle nella segreteria dietro lo scranno della nostra preside. Un pensiero questo testimonia insomma quanto abbiamo a cuore, quanto abbiamo a cuore. Allora, lasciamo agli insegnanti ospiti da noi stiamo in tema musicale, uno strumento musicale. È l'ocarina del nostro territorio. L'ocarina è uno strumento in argilla creato proprio da una famiglia, diciamo, locale, ed è uno strumento a fianco. Visto che gli archi che voi li avete, quindi magari chissà che possa essere l'occasione per integrare l'orchestra con un altro strumento, quindi un dono che facciamo agli insegnanti, che è un ricordo, diciamo, della nostra terra. Elisa, una sola. Che facciamo l'altro raggruppamento, lascio in modo simbolico intanto una sola di queste sportine che sono state date come omaggio dal Parco del Delta del Po e che avremo il piacere di lasciare ad ognuno di voi, professori, e ad ognuno dei nostri ragazzi venuti come ospiti.